Mister Chinnici, benissimo la prima più che bene, già si dice che chi comincia bene è già a metà dell'opera, voi siete partiti più che bene, no? Con questo 7-0. Noi abbiamo fatto una bella partita in un campo difficile perché comunque conosciamo gli avversari e poi un campo in terra battuta che comunque sarà difficile venire qua. Noi siamo stati bravi a fare gol, sbloccare la partita, poi si è messa nel binario giusto e abbiamo fatto bene. Le faccio una domanda controversa, quanto è difficile smorzare in morale, perché voi venivate dal passaggio in Coppa Italia contro il Cus che comunque era un bel passaggio, insomma, meritato. Questo 7-0, siete una piazza importante per questa promozione, adesso quanto è difficile smorzare un morale che è già tanto alto? No, guarda, il nostro morale è alto, sì, perché sappiamo che dobbiamo fare partita dopo partita grandi cose, però non siamo una squadra, la mia squadra non fa voli pindarici, noi siamo una squadra che guarda domenica dopo domenica senza avere grilli per la testa. Oggi abbiamo fatto bene, adesso testa alla prossima, il nostro morale è settimana per settimana. Grazie mister Chinnici e complimenti. Grazie a voi. Doppiette assist per Gioacchino Serio, ma soprattutto prima vittoria per il San Giorgio Piano. Sì, prima vittoria è stato un piccolo primo passo, ce ne saranno tanti altri, ci saranno tante altre partite ed è ovvio che il carattere e l'atteggiamento deve essere sempre questo. Una domanda più personale, ti trovi nel ruolo medio di trequartista o di esterno e poi diciamo, un attacco così insomma può far sognare San Giorgio Piano, no? Ma io credo che non è solo una questione di ruoli, è una questione anche di atteggiamento, vedere una squadra che gioca comunque con un modulo abbastanza offensivo, rischia poco, poi là davanti siamo tutti rapidi, quindi è facile anche scambiarci. Vabbè, ringraziamo Gioacchino Serio ai nostri microfoni. Grazie.